Momento importante oggi con l'inaugurazione la posa in opera dello stemma araldico, ecco, una manifestazione a cui ha partecipato un po' tutto lo staff, il prefetto. Che significato assume quest'ora? Ma innanzitutto ringrazio per questa occasione, perché era nella nostra volontà quella di mettere dei segni distintivi, di facile riconoscibilità di un posto che nell'immaginario agrigentino, adesso nella realtà agrigentina, è maggiormente della Polizia di Stato e di chi appartiene a queste istituzioni. Abbiamo voluto mettere, e ringrazio di questo l'Accademia delle Belle Arti che ci è venuta dietro su questo percorso, questo progetto, dare una presenza attraverso un'opera d'arte con i segni distintivi, il logo araldico della Polizia di Stato, che quest'anno è stato rivisitato perché fin dal 2007 al 2018 era diverso nelle forme, riporta sempre gli stessi caratteri, cioè la torre che rappresenta la nazione, il leone che rappresenta la forza, l'onestà, il coraggio, la passione anche di poter portare i segni della legalità e della democrazia in questo Paese, le torce che rappresentano i compiti specifici della Polizia di Stato, che sono quelli del soccorso pubblico e dell'ordine e della sicurezza pubblica, quindi quelli che sono i compiti primari, la missione che è affidata al singolo poliziotto. E sotto c'è la scritta con il libro dedicato alla legge, che è Sub Lege Libertas, fa indicare il fatto che nel rispetto della legge la polizia è uno dei cardini di queste istituzioni, di questo Paese democratico. Per cui oggi al Centro Balneare della Polizia di Stato, con la presenza del nostro personale, oltre che dell'ex direttore centrale degli affari generali della Polizia di Stato, il prefetto Dispensa, che con l'attuale capo della Polizia ha voluto rivisitare questi nostri segni distintivi, è occasione per noi di vanto con l'Accademia, con l'ANPS, con le associazioni sindacali, con personale in servizio attivo, con l'amministrazione civile interno, di poter celebrare in questo momento degnamente una nostra istituzione, di questo vi sono grato. Presente a questo evento, un evento importante, diciamo, anche per chi viene qui in questi luoghi e vedere subito lo stemma araldico della Polizia. Certo, come è stato sottolineato al momento in cui è stato presentato questo bellissimo simbolo, parliamo di un segno tangibile di riconoscimento, quindi le persone che passano di qua sapranno che questo è il luogo dove si trovano le donne e gli uomini della Polizia di Stato, in questo legame molto forte che si rafforza sempre di più tra l'opera che fanno queste persone e la cittadinanza che usufruisce della loro competenza tecnica e si sente più sicura. Un momento importante oggi, che significato assume? Voi avete preso subito, diciamo, l'invito che il Questore, diciamo, ha fatto per la posa in opera, la realizzazione fattiva dello stemma araldico. Oggi è una giornata particolarmente felice non solo per l'Accademia di Belle Arti di Agrigento ma anche per la Polizia e per la città di Agrigento. Avere fatto questo piccolo intervento in ceramica qua presso il centro balneare della Polizia a San Leone è stato anche un vanto e un onore per l'Accademia di Belle Arti, in quanto tutto è stato progettato all'Accademia da parte del professore Bosch e di alunni selezionati, poi sono stati degli stage esterni all'Accademia e la realizzazione appunto di questo pannello che è la rivisitazione contemporanea dello stemma della Polizia di Stato. Ecco, dicevo che è un momento anche per ringraziare quanti lavorano per la sicurezza dei cittadini e quali sono tra le altre organizzazioni anche la Polizia di Stato.